Un vero e proprio passaggio drammatico, una fase di assestamento che per l'Agragas segna un momento societario poco felice, una squadra che è contesa da tre possibili acquirenti, prima l'imprenditore italo-svizzero Roberto Nava, poi Nucilli ed adesso, come avevamo già anticipato in precedenza, il nome di Alessio Sundas, un personaggio del mondo dello spettacolo, ognuno dei quali intenzionato a rilevare la società calcistica agragantina. E proprio lo stesso Nava in precedenza aveva sottolineato la sua ferma volontà di acquistare la società, ma senza dover assolvere a debiti puntando il dito contro il presidente Marcello Giavarini. Ma quest'ultimo non ci sta e decide di prendere parola contro l'imprenditore. I debiti ai quali fa riferimento il signor Nava sono maturati prima del mio ingresso societario, afferma Giavarini. Si sa che rilevando una società calcistica ci si deve accollare anche le situazioni passive pregresse, specie se si tratta di una cessione a titolo gratuito delle quote societarie. Nemmeno io, tuona il presidente della società, ero coinvolto nelle situazioni passive di chi mi ha preceduto, ma nonostante ciò ho assolto ogni debito. Adesso sono stati pagati tutti gli stipendi ed è stata predisposta ogni cosa al fine di garantire una cessione nella totale trasparenza. Mi auspico che possa venire da Agrigento per rendere onore alle sue volontà e far diventare le parole in fatti, ponendo in essere il volere espresso nella lettera di intenti che ha firmato nel passato mese di novembre. Io per 2 anni, continua, ho garantito alla squadra la permanenza in una lega professionistica, finanziando a titolo gratuito 1.500.000 euro. Adesso, scrive Giovanini al termine della sua nota, le cedo volentieri il posto, cogliendo l'occasione per augurare ai tifosi un sereno Natale ed un felice anno nuovo.